Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento settimanale con il sindaco di Catania Trantino, benvenuto sindaco. Buon pomeriggio. Grazie per essere con noi. Allora, come al solito risponderà il sindaco nel tempo breve che abbiamo ai vostri WhatsApp 342 74 55 005, alle vostre mail Sicilia24Focus, tutto unito, @telecolor.it. Anche oggi una montagna, sindaco, di WhatsApp e di mail, già come hanno sentito che sarebbe arrivato lei. Ma prima di tutto le volevo chiedere questo: stamattina avete riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, oggetto Movida. Sì, il signor Prefetto ha voluto riunire non solo me ma anche i sindaci chiamiamolo del comprensorio, quindi Acireale, Acicastello, Zafferana, Mascalucia, Nicolosi e Pedara, per discutere appunto delle questioni, dell'eventuale criticità attorno al tema della Movida. È stato un momento di confronto utile per preparare la prossima stagione estiva. Sono state prese delle decisioni? No, decisioni no, è stata ovviamente chiesta la massima attenzione, nello stesso tempo ci siamo dati reciproca disponibilità a intervenire gli uni in soccorso degli altri, proprio per cercare di passare questa stagione indenne da ogni non problema. Mi pare che a Catania ci sia un aumento della tensione nella Movida? No, non c'è un aumento della tensione, ma ci sono molte criticità sull'inquinamento acustico. Ecco. E su questo io ancora una volta manifesto la mia inflessibilità. Abbiamo pochi mezzi a disposizione, ma laddove possiamo comunque interveniamo, perché non è consentito che gli altri si divertano disturbando il riposo delle persone. D'accordo. Parliamo di Villa Bellini adesso un attimo, sindaco, perché lì c'è all'ingresso dalla zona, diciamo, opposta a Via Etnea, c'è il viale degli uomini illustri. Adesso doveva entrare anche un busto di Goliarda Sapienza, che adesso vedete. Lei è una scrittrice e attrice catanese, morta nel 96, autrice di un libro che ha avuto grandissimo successo, L'arte della gioia, e adesso non c'è più, perché mi pare lei abbia intenzione di farlo diventare il viale dei personaggi illustri, quindi sì. Donne e uomini. Sì, no, che non ci sia più, non so perché non c'è più, certamente non siamo stati noi a io, nemmeno io sono certo. Non so se è stato rimosso e da chi sia stato rimosso. Perché mi pare debba entrare Virdimura. Esatto, a me piacerebbe molto che questa città dedicasse un momento di grande attenzione a Virdimura, perché il primo medico alla quale fu concessa la licenza curandi di cui si abbia notizia in Italia. Siamo nel 1300. Esatto, e forse in Europa. Quindi, siccome è comunque un riferimento storico nel senso simbolico che impone la denominazione di un qualcosa a favore di qualcun altro, mi piacerebbe abbia uno spazio alla Villa Bellini, anche perché sotto l'aspetto del rilievo esterno è giusto che non possiamo parlare tanto del ruolo della donna e poi non essere conseguenziali e continuare a chiamare un viale il viale degli uomini illustri. Deve essere il viale dei personaggi illustri, perché deve anche consacrare il ruolo importante delle donne che hanno dato tanto a Catania nel corso dei tempi. Viale dei personaggi illustri, quindi vedremo assieme a Goliarda Sapienza Virdimura presto, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e poi vedremo chi altro. Adesso ancora un altro argomento, sindaco, la pista ciclabile. E qui sono dolori, è ancora in fase di realizzazione, ma già sta sollevando polemiche. Sono infuriati i residenti di Cibali, il quartiere di Cibali. Stiamo parlando dell'altra, allora. L'altra, quella pista ciclabile che somiglia, dicono, a un percorso a ostacoli emblematico, un balcone che abbiamo mostrato qualche giorno fa, altezza d'uomo sul tracciato. Indovini chi l'ha scovato, sindaco? Ho qualche sospetto. Ho qualche sospetto, vediamo. È ancora in fase di realizzazione, ma la pista ciclabile che dovrebbe collegare la stazione metro di Cibali al polo universitario della Cittadella è già al centro di infuocate polemiche. È la viabilità a risentirne e che sembra scontentare tutti, in particolare i residenti delle vie Bergamo e Varese. I primi si vedono sottrarre decine di posti auto, gli altri si vedono trasformare una strada a doppio senso in strada a senso unico. Quando si fanno questi lavori dovete essere a disposizione del cittadino, dobbiamo tutti quanti insieme venire qua sul posto, i politici vengono qua, consultano tutte le persone che abitano qua sono 1000 famiglie che quando escono da casa non sanno come fare per scendere alla circonvallazione, e se per disgrazia dimenticano qualcosa devono fare un giro incredibile, devono scendere fino a Cibali e poter risalire una volta via senza via. In qualità di presidente del quarto municipio non sono stato chiamato in causa e ora
mi nascono dei dubbi. Ora capisco perché più volte abbiamo chiesto la potatura degli alberi di Parco Gandhi e forse non li hanno potati finora, forse per creare un po' di ombra ai ciclabili che devono passare da questa zona. Ed eccola, la nascitura pista ciclabile che sembra un percorso ad ostacoli con un tratto in salita riservato agli scalatori. Gran Premio della Montagna fissato all'imbocco della circonvallazione. Niente paura, da queste parti il Giro d'Italia non passerà mai. Per fortuna, aggiungiamo noi, sul tracciato della pista ciclabile non passa inosservato questo balcone. Vorrei capire come faranno i ciclisti a poter svincolarsi da questo balcone che è alto circa 1,45 m. Bisognerà prestare molta attenzione anche in discesa, visto che in piena curva c'è un grosso palo in cemento che probabilmente dovrà essere rimosso e a giudicare dalle condizioni sarebbe opportuno farlo anche in fretta. E i pedoni in transito dalla via Santa Sofia alla circonvallazione dove passeranno? Se bravi equilibristi potranno cimentarsi sui cordoli, tutti gli altri, sin da ora, potranno studiare percorsi alternativi. Imbattibile il nostro Tonino De Mano, ha fatto sorridere persino il sindaco. Sì, no, perché poi direttore, noi cerchiamo di andare nella direzione che tutti auspicano, di una città più vivibile e sostenibile. Realizziamo una pista ciclabile che è un grande segnale, soprattutto perché è su una direzione, quella che consente di giungere dalla stazione della metropolitana di Milo al polo universitario, quindi non dico che ci si debba dire grazie, ma neanche andare a sottolineare le criticità su cui peraltro già sta lavorando il vice sindaco, perché non dico che non ci sono, sta lavorando. Non intervengo su certe sortite alla Maesaniello del presidente della quarta municipalità, ci sono abituato, ma non è questo il punto. Io credo che ogni cosa poi sia perfezionabile, sia migliorabile. Il fatto che già si siano attivati la commissione consigliare che si occupa proprio della mobilità, della viabilità, oltre la massima autorità che noi abbiamo al comune, il vice sindaco, permetterà di giungere alla soluzione. È chiaro che non potranno mai essere felici tutti, però concentriamoci sulla cosa più importante. Tutti ci chiedono piste ciclabili, tutti ci chiedono strumenti per le piste alternative. Poi sulla questione del Gran Premio della Montagna, dico affettuosamente al buon Tonino De Mana di aggiornarti, ci sono oramai le biciclette a pedalata assistita che stanno superando le biciclette normali. Quindi non c'è bisogno Vabbè, però quel balcone, di cercare i grippier di una volta che salivano sul Mortirolo. Però quel balcone forse, insomma. Il balcone, ma non è che il balcone, certamente non sarà un premio a chi cozza la testa sul balcone a maggior velocità, saranno create delle deviazioni del percorso che permetteranno di non sfiorarlo. Perfetto, queste erano le parole che volevamo sentire. D'altra parte il presidente della quarta municipalità ha semplicemente detto: io non sono stato coinvolto, non è che ha... Sì, d'accordo, ma c'è tutto un percorso, a parte il fatto che neanche io sono stato coinvolto, ma non è che per questo vado a lamentarmi. Allora, c'è una suddivisione di ruoli, per cui è chiaro che c'è l'ufficio mobilità che si coordina con il vice sindaco, che si coordina con la commissione consigliare permanente. Tutte queste cose vengono decise e poi si sviluppano. Breve pausa, ci rivediamo fra pochissimo. Qui vedete 342 74 55 005 per i vostri WhatsApp. State con noi, l'incontro con il sindaco di Catania Trentino. A dopo, grazie. Eccoci di nuovo insieme, siete con l'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, che ringraziamo ancora, ogni venerdì puntuale risponde in diretta alle vostre mail e ai vostri WhatsApp. Però adesso vogliamo fare un sorriso, guardiamoci queste immagini insieme. Corri Catania, domenica scorsa, sa tutti i passi, sindaco? Pure no, assolutamente, invece direttore sono molto offeso con me stesso perché sembra un imbranato. Ballo sicuramente meglio, il problema è che non sapevo chi seguire delle mie due sparring partner, però diciamolo subito, è stato un momento di leggerezza perché mentre passavo da lì e siamo davanti all'oratorio, un oratorio che fa un lavoro straordinario, e c'erano di fronte tanti ragazzini, tanti bambini che ballavano, e quindi l'ho fatto più che altro per mettermi in sintonia con loro. Poi, un momento di leggerezza. Sì, no, molto carino, davvero, è venuto benissimo. Allora, qui c'è un appello che viene da Librino. A proposito di autobus, vediamo, c'è un momento, qualche immagine forse, è successo che gli autobus a Librino la sera, sì, un audio di una nostra ascoltatrice, vediamo, lo mandiamo? Passa tutto il giorno, però alle 6 non passa più, e ci lasciano là sotto a San Marco, e noi con persone di una certa età
ci sono anche i ragazzi, ma i ragazzi dobbiamo fare tutta questa salita a piedi, che ci sono cani in giro, e poi d'inverno c'è buio e siamo a rischio. Perciò ci hanno bloccato l'ambiti, che dobbiamo stare a casa chiusi. Senta, gliele hanno spiegato perché si ferma alle 6? Ci hanno detto perché gli autisti che ci buttano le pietre nei ponti. Io dico, in questi ponti potete mettere la rete molto alta e così viene più tranquilli che non buttano pietre. Perché è una cosa che ci devono aiutare, non possiamo rimanere così per tanto tempo, perché chi ha bambini piccoli, chi vuole andare in parrocchia, dell'altra parrocchia, non possiamo uscire da casa perché dopo le 6 possiamo uscire solo di mattina. Speriamo che il sindaco ci aiuterà a fare qualcosa. A lei la parola, sindaco. La signora ha ragione, io l'unica cosa però, perché questo tema mi era stato segnalato, avevo parlato col presidente Bellavia che mi aveva detto che il servizio durava fino a mezzanotte e anzi lo volevano differire fino all'1 del mattino. Evidentemente forse non ci siamo intesi su quest'ultimo punto, cioè a dire dell'interruzione del servizio a una certa altezza, perché poi c'è la paura di queste sassaiole che non voglio qualificare. Però se fosse questo il problema e se veramente questi sassi giungono solo dai cavalcavia, la soluzione ce l'ha data la signora stessa, una soluzione saggia. Cercherò di capire se effettivamente possiamo noi aiutare questi residenti, questi nostri concittadini, ad avere un servizio più efficiente. Perfetto, questo è il librino, cioè, dalle ore 18 il librino espresso non passa più. Ok, adesso passiamo a Piazza Asciuti, segnala ancora una nostra ascoltatrice, si chiama Ileana, che ci ha mandato questo video che ora vediamo. Eccolo qua, la zona, siamo Piazza Asciuti, ripeto, in pieno centro di Catania, a ridosso di via Etnea, ostaggio di spacciatori e cittadini che non rispettano le regole, soprattutto il codice, come si vede, che parcheggiano sui marciapiedi. I marciapiedi della piazza sono praticamente invasi di auto e scooter, naturalmente in sosta selvaggia, anche qui vedete. La signora Ilenia chiede, e si chiede, cioè, dove sono i controlli? Direttore, questa mattina di fronte alla Rinascente c'era una macchina, una Fiat posteggiata davanti a un bar, al che io stavo camminando a piedi, ho chiesto di chi è questa macchina, un signore, sì, sindaco è mia, stavo prendendo un caffè, 1 minuto. Ho fatto no, guardi, il minuto a Catania dura 24 ore, gli ho spiegato perché appena va via lei ne arriva un altro e la sua risposta è stata disarmante. Sindaco, ma se devo prendere il caffè dove posteggio? Al che ho detto facciamo una cosa. Lei rifletta su quel che mi ha detto e poi un giorno mi dirà lei stesso cosa pensa. È incredibile come in questa città il rispetto delle regole è piegato ai propri interessi. Rispetto a quello che è stato detto e segnalato dalla signora Ilenia, là il tema è l'attivazione del varco dell'area pedonale che comincerà da via Corridoni e che a quel punto impedirà tutto questo caos, questo disordine, questa anarchia che è stata ripresa e che è stata documentata. Quindi la soluzione sarà quella? Sì, questione di, non so se addirittura lunedì, comunque la prossima settimana attivano in via sperimentale, questo significa che per un mese chi passa da lì non può essere contravvenzionato, ma deve comunque rispettare le regole perché se poi ci sono i vigili urbani comunque lo contravvenzionano. Esaurito il tempo di esercizio, di pre-esercizio, dopo un mese a quel punto chi passa da questi varchi sarà contravvenzionato. Allora, signora Eliana, lei è incaricata da noi di aggiornarci su quanto ha detto, appena detto il sindaco. E anche sul tema dei rifiuti che vengono lasciati, mi dicono, dai ristoratori. Voglio sapere se è vero. E anche sul tema dei rifiuti. Ci spostiamo in via Lombardia, ancora a Catania, dove una telespettatrice ci ha inviato qualche foto. Eccola qua. Come si vede il verde è incolto con erba altissima, quindi elevato il rischio incendi in vista della stagione estiva, no? Alberi pericolanti, rifiuti abbandonati come vedete. In questa zona la signora Agata, ci sono anche grossi topi, proliferano e chiede, sindaco, la signora Agata, può darci una mano? Siamo in via Lombardia. Me lo chiede così gentilmente, diciamo che è un suo diritto, quindi sarebbe un mio dovere, sappiamo perfettamente che purtroppo le condizioni sono quel che sono, però comunque adesso io lo segnalerò, non possiamo dare risposte su tutta la città, non mi piace neanche passi il messaggio che le diamo solo a chi ce lo chiede, perché a quel punto non saremmo certamente reattivi, ma nello stesso tempo dobbiamo fare delle scelte, direttore. E allora a questo punto, se ci sono delle condizioni di maggiore criticità come quella che ci è stata segnalata, noi comunque un intervento lo dobbiamo compiere.
Perfetto. Agata, la risposta l'ha avuta e anche molto concreta. Adesso vediamo ancora messaggi vostri. 34, eccolo qua, c'è bisogno manco di dire il numero. Buongiorno signor Sindaco, le segnalo l'esigenza di rifare l'asfalto a largo Taormina, a rischio i mezzi a due ruote. Giuseppe. Ogni tanto ricordiamo la questione del rifacimento del manto stradale. Non voglio più neanche dire che le risorse sono limitate, perché comunque noi stiamo prendendo in considerazione l'idea di destinare parte delle risorse dell'FSC al rifacimento di alcune strade, fermo restando che le arterie su cui possiamo incidere sono limitate e sono quelle che non verranno toccate dai lavori del commissario per la depurazione. È inutile andare a asfaltare strade che poi verranno di nuovo rotte. Certo. Quindi io adesso non so se l'Arco Taormina rientra fra queste oppure no, ma sono tante le strade che meritano un intervento. Fino a poco fa ne ho parlato con un cittadino che giustamente si lamentava. Quello che desidero semplicemente trasmettere non è mancanza di volontà. Noi stiamo dando tutto noi stessi. Purtroppo su alcune cose non possiamo in questo momento incidere come vorremmo. Potete anche mandare mail, oltre che WhatsApp, a questo numero, sicilia24focus@telecolor.it. Vediamo se ci sono già altri messaggi pronti. Corso Martiri della Libertà è certamente una ferita a cielo aperto in questa città. Si attende una svolta da troppi anni. Qual è la soluzione? C'è davvero qualche speranza che questa amministrazione possa finalmente riuscire nell'impresa? Proprio perché sono consapevole che è un'impresa. Io so che su questa cosa, se dovessi riuscire a risolverla, questa amministrazione, non dico passerebbe alla storia, ma sarebbe ricordata con molto favore per aver dato finalmente una cicatrice a una ferita che è aperta oramai dal 1958. Noi sappiamo che là la criticità è il fatto che sono opere che devono essere realizzate da privati che non credo abbiano la forza per realizzarle. Io sto tentando un'altra strada che spero si possa comprendere se abbia un approdo oppure no fra fine maggio e inizio giugno. Non la voglio anticipare perché potrebbe essere anche una strada senza uscita, potrebbe essere una strada che non spunta a nulla, ma è chiaro che noi dobbiamo trovare uno strumento affinché nel momento, fino a quando duri, no, fino a quando, se dura ancora l'inerzia dei privati, il Comune deve fare una scelta coraggiosa, non può essere quella dell'esproprio perché ha dei costi insostenibili per noi. Vorremmo vedere se c'è la possibilità di un'acquisizione, quindi di un acquisto con un consenso su un prezzo ribassato, agendo come leva sul fatto che se loro non ci vengono incontro, noi a quel punto esercitiamo tutta una serie di pressioni attraverso gli strumenti giuridici di cui disponiamo per costringerli intanto a dare tutto quello che devono dare, quindi i soldi per il parcheggio di Piazza della Repubblica, oltre quelli per la messa in sicurezza. Vediamo dove arriviamo. Era questo l'ultimatum di cui aveva parlato? Aveva detto... non mi piace definirlo ultimatum, perché poi loro a quella nostra diffida risposero dicendo noi per adesso non possiamo, non ce la facciamo. Ora di nuovo stiamo chiedendo il rilascio della fideiussione e vediamo in questi giorni che cosa emerge, perché qualcuno ci dice che parallelamente ci sono trattative in corso con altri investitori. Io con molta franchezza non so se effettivamente ci sono, se andranno a buon fine, quali sono le prospettive finanziarie, visto che manca un piano industriale, però intanto io mi muovo per la mia strada. Ma questo telespettatore che ha scritto questo messaggio sappia che io considero Corso Martiri della Libertà una delle prime priorità della città. Andiamo avanti, altri messaggi, vediamo. Troppo pochi abbonamenti to go, siamo in tanti rimasti fuori, ce ne saranno altri? Quando potremo prendere l'autobus e non solo la metro? Grazie Rosario. Questo mi fa ricordare a quel che ho detto prima, quando il presidente della quarta municipalità si è irritato perché non l'abbiamo noi informato preventivamente. Se lei ricorda, direttore, io la scorsa settimana su una domanda se avremmo ripristinato il to go, dissi difficilmente possiamo farlo. Dopo 3 giorni sono stato smentito. Quindi perché abbiamo individuato quelle risorse, ma quelle risorse avevamo e quelle risorse solo abbiamo potuto destinare. So che sarebbe una chiave di volta per tanti nostri concittadini, ma non siamo potuti andare oltre quel plafond. Non so, infatti non voglio più sbilanciarmi dopo la malafiura dell'altro giorno, non so se riusciremo a incrementare questo fondo con altre risorse, in questo momento però non ce ne sono.
Speriamo che ci possano essere presto. Vediamo altri messaggi. Caro sindaco, io pago regolarmente la Tari. Ho mandato da un mese via WhatsApp alla Gema per un ritiro di un paraurti abbandonato occupando il marciapiedi. A quanto pare non lo ritirano. Il tema dei rifiuti speciali, degli ingombranti. So che non è certamente una risposta che può piacere agli altri nostri concittadini, però chiedo a questo nostro catanese di mandare alla vostra redazione l'indirizzo, proverò ad attivarmi io. Bene, perfetto, lo faremo senz'altro. Ancora un messaggio dei nostri ascoltatori all'appuntamento con il sindaco, ne sono arrivati tantissimi. Non è la strada da seguire, mi rendo conto perfettamente, ma purtroppo di necessità virtù. D'accordo. Vorrei sapere come mai la nostra città è piena di strisce blu e quelle bianche sono scomparse. Cosa prevede il codice della strada? Grazie Gioacchino. No, il codice della strada prevede comunque che ci siano degli spazi liberi, adesso non so in quale percentuale rispetto agli stalli blu. Io dico però che gli stalli blu costituiscono anche un deterrente all'utilizzo dell'auto. Noi vorremmo, soprattutto ora che andiamo a consegnare tra poco il parcheggio Sanzio, vorremmo che sempre meno si utilizzi l'auto privata all'interno della città. I residenti ovviamente hanno delle tariffe agevolate, quindi non è un problema che riguarda loro. Però sull'estensione delle strisce blu ovviamente è nel rispetto dei limiti normativi che sono stabiliti dall'ordinamento. L'ultimo messaggio e poi chiudiamo, il nostro tempo è scaduto. Buongiorno, i lavori per la costruzione del nuovo tribunale procedono? Una domanda. Quando sarà pronto? Verranno trasferite sia le sezioni civili che penali? Allora, stanno procedendo i lavori, purtroppo c'è stato un incaglio determinato da un problema progettuale che i progettisti non se la sono sentita di risolvere perché hanno detto è stato validato dal RUP e quindi oramai non c'è motivo che noi torniamo indietro. La ditta ovviamente in assenza di una modifica al progetto non può compiere quel tipo di intervento, si sono rivolti al, non mi ricordo mai se si chiama consiglio o collegio, comunque una sorta di arbitrato affinché dirima la questione. Nello stesso tempo stanno proseguendo su altre parti che non sono interessate a questa specifica progettuale di cui ho parlato. Per quel che riguarda l'ultima domanda, no, verrà trasferita solamente l'area civile, l'area penale rimarrà tutta in piazza Verga. Chiarissimo, grazie. Ci fermiamo, voglio solo dire agli ascoltatori che siccome scrivono tantissime ci fa enorme piacere, poi dicono non li leggete. Non hanno ragione, siete inadempienti voi, avevate detto che oggi l'avremmo dedicata ai messaggi. Sì, è vero, però arrivano sempre cose nuove. Però voglio dire, questo è facciamo una straordinaria che poi. Durante la settimana alcuni dei loro messaggi diventano nostri servizi, quindi affrontiamo anche le loro domande e le facciamo diventare poi oggetto naturalmente di servizi del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, grazie al sindaco Trentino, venerdì ci rivediamo. Sì, e buon fine settimana. Grazie, buon fine settimana anche a voi e allora la programmazione prosegue e noi ci rivediamo venerdì.